Gentile pubblico, buon pomeriggio, ben ritrovati dallo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, 25esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Si affrontano oggi San Cataldese ed Enna. Il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Inizia San Cataldese Enna, tiene palla sulla tre quarti sinistra, appoggia per Mariani che mette il cross, colpo di testa di Occhiuto. La palla che rimane al limite dell'area, Rozzi ancora di testa, la palla arriva a Soare che prova la conclusione, trova la parata a terra di Loliva. Battuta corta di Bamba per il pallone al limite dell'area, il tentativo di conclusione di Diaz. Maravigna blocca in due tempi, sesto minuto in corso. C'è la sovrapposizione di Viscuso che mette il cross di prima, Rozzi non riesce ad arrivare sul pallone, Loliva blocca a terra. Franchi Ciaunà colpisce il direttore di gara nel suo tentativo di conclusione. La palla è dunque per l'Enna e qui Ciaunà prova la conclusione al volo. Attenzione, qui è Oliveri che si lascia scappare Ciaunà, che ha un'occasione clamorosa e manda incredibilmente al lato. Va da Spina, solito schema, poi il tentativo di conclusione al volo di Diaz, palla fuori. E arriva il duplice fischio del direttore di gara. Fischio del direttore di gara, comincia il secondo tempo di San Cataldese Enna. Va Bucolo, la deviazione di Russo che non riesce a impattare bene il pallone, lancio verticale buono per Soare che riesce a controllare il pallone, viene messo giù platealmente col braccio da Di Modugno. L'arbitro indica la bandierina ma ci sono le proteste veementi. Può riprendere il gioco Bucolo, mette il cross, il colpo di testa tentato da Russo, la gran parata di Loliva al centro, Ferrigno per Mariani, il cross di testa e arriva la rete di Francesco Russo quando siamo al minuto 44 del secondo tempo. Una pennellata di Daniele Mariani trova il colpo di testa velenosissimo di Francesco Russo, 1-0 San Cataldese. Il lancio verso sinistra per Rozzi e arriva il triplice fischio del direttore di gara. La San Cataldese conquista 3 punti fondamentali nei minuti finali della gara con l'Enna.